13ª edizione di Caseus Veneti, siamo a Villa Contarini di Piazzola. Saluto Terenzio Borga, presidente di Aprola. Allora, 13 è un bel numero, una volta il 13 era quello del Totocalcio, numero fortunato, presidente. Ma credo che la fortuna per noi del lattiero caseario sia quella di aver inventato questa manifestazione, perché effettivamente è stata quella che ha dato l'input, il lustro, la voglia di confronto. Anche quest'anno i formaggi sono in numero superiore rispetto all'anno precedente, gli espositori sono ancora di più, i banchetti di vendita sono aumentati, quindi credo che il successo sia già ottenuto dal fatto che quello che ci siamo proposti, quello di dire noi abbiamo una qualità superiore, sia effettivamente reale. È sempre migliorativa, c'è sempre più competizione, c'è sempre più invidia per quello che riguarda le categorie che vengono vinte, e credo che questo fosse proprio l'obiettivo. Il 92% del latte veneto viene trasformato in DOP e formaggi di pregio. Questi sono i numeri di una regione che vuole proporre la sua qualità. È una risposta concreta a chi in sede europea magari dice i formaggi sono tutti uguali, si possono fare anche col latte in polvere. Credo che lo diciamo da sempre e spero tanto che sempre di più il nostro consumatore invece si renda conto che la nostra storia, le nostre tradizioni e la nostra cultura devono essere riconosciute e apprezzate, ma soprattutto che ci deve essere un occhio di riguardo quando andiamo nella grande distribuzione. Il consumatore deve allungare la mano sui nostri prodotti, perché sono quelli che danno anche una garanzia non di gusto, non di sapore, ma anche una garanzia igienico-sanitaria superiore a quella degli altri. Lo diciamo senza nessun problema di confronto, perché questa è la verità, questa è la realtà. Allora, il formaggio che c'è qui, i formaggi veneti, sono anche un ambasciatore del territorio. Certo, noi lo diciamo sempre, la nostra storia è proprio questa. Se pensiamo a quelli che sono stati gli investimenti nel nord Europa, magazzini di polverizzazione e magazzini di stoccaggio, no, noi facciamo i caseifici e il magazzino di stagionatura, questa è la differenza fra noi e gli altri. Grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprola. Andiamo a sentire cosa ci ha detto il presidente della regione Luca Zaia. È un settore dove bisogna riconoscere i meriti ai nostri produttori, che sono dei grandi produttori di latte e poi dei grandi trasformatori di questo latte in questo prodotto che è unico, che fra l'altro per noi rappresenta un vero e proprio ambasciatore. 46 formaggi in Veneto, ma sono molti di più, 8 dei quali DOP, ce n'è qui uno famoso. Montasio, questo qui è comparso nell'altopiano di Asiago, pensate all'altopiano di 7 comuni, nel 1000 d.C. Questo dà una dimostrazione di quanto vecchia sia e quanto antica sia la tradizione appunto della caseificazione del fare i formaggi in Veneto. Grazie al governatore Luca Zaia, abbiamo sentito le sue parole, ci ha raggiunti e lo salutiamo ai nostri microfoni Francesco Canella, fondatore e presidente della catena distributiva Ali. Allora, presidente Canella, il formaggio veneto, l'ha detto prima di fronte a una platea gremita, è un prodotto che va nei supermercati Ali. A parte che la catena di supermercati è lì, è veneta perché è nata a Padova e opera su un raggio di 100 km, cioè tutto il Veneto in particolar modo. E abbiamo lanciato, credo che siamo quelli che in assoluto che vediamo i formaggi veneti e soprattutto di qualità, perché la qualità premia sempre di più e anche i nostri fornitori, eccetera, produttori di formaggi, consigliamo sempre la qualità, perché la gente vuole spendere qualcosa in più, mangia magari un po' meno, però la qualità è la cosa vincente. E attualmente, non so se sia merito anche dell'Expo a Milano dell'anno scorso, il 2016, i prodotti italiani tutti sono richiesti in tutto il mondo e in particolar modo i formaggi. Grazie a Francesco Canella, e ci ha raggiunti ai nostri microfoni Bruno Bernardi, direttore di Aprola. Allora, soddisfazione, 13ª edizione, è andato tutto bene, direttore? Possiamo dire di aver fatto 13, sia come numero di formaggi in concorso, 409 per la prima volta, un record, e poi anche come attività collaterali a concorso, quest'anno sono state ampliate, sia con la presenza anche degli shop, abbiamo espositori dall'Emilia Romagna, abbiamo espositori dal Bolzano, e quindi vuol dire che la manifestazione inizia ad essere conosciuta anche fuori. Inoltre, fra le varie attività abbiamo lo show cooking al femminile a Rosa quest'anno,
per dare spazio anche al mondo femminile, l'angolo della pizza con Gianni Calon, campione mondiale di pizza nel 2017, oltre alle degustazioni di formaggi DOP del Veneto, nonché abbiamo quest'anno anche le degustazioni al buio. È una novità, una cosa molto interessante, in quanto che riusciamo a far assaggiare il formaggio senza che il consumatore lo veda, e quindi dal punto di vista visivo non ha quell'impatto, ma deve solamente sentire il profumo e il gusto del formaggio. Allora, tante novità, direttore. Il presidente della regione Luca Zaia ha detto siamo già al top della qualità, ma adesso facciamoci conoscere di più all'estero. Il presidente Luca Zaia ha perfettamente ragione, come qualità siamo a un buon punto, oltre a farci conoscere all'estero, però lui ha detto apriamo questa manifestazione anche ad altri partecipanti per dar modo ai consumatori e ai visitatori non solo del luogo ma anche da fuori che arrivino in questo posto. Per il futuro, direttore Bernardi, fatto 13 si farà anche 14 sicuramente. Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Grazie a Bruno Bernardi, direttore di Aprolab.